Ragazzi, siamo tornati sull'altopiano in un momento spettacolare, perché quando fanno la fienagione e tagliano l'erba c'è un profumo incredibile, sì. C'è un freschino di settembre che è proprio dolce, indescrivibile, una luce stupenda. Allora, stiamo passeggiando, ma questo non è un video sulle passeggiate, è semplicemente un video di aggiornamento, perché ci dispiaceva lasciare il canale privo di contenuti per troppo tempo, ecco, quindi ci piaceva farvi un saluto e raccontarvi. Sì, farvi partecipi su quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo e quello che faremo. Eh sì, come sapete l'ultimo vlog che abbiamo pubblicato era quello del leone di Vaia. Il leone è stato a Venezia e noi siamo stati in Salento. In Salento è stata un'avventura bellissima. È stata una goduria, bellissima. Abbiamo portato a casa tante di quelle immagini, abbiamo assistito a cose particolari, ma non vi diciamo niente perché è una sorpresa. Le vedrete presto avremo il tempo di Abbiamo dovuto lasciare il Salento con un giorno di anticipo perché ci hanno chiamato per una nuova commissione. Sì, ci hanno ingaggiato per un nuovo lavoro, quindi noi già domani mattina partiamo per un nuovo tour del Veneto. E questo è un progetto video molto nuovo per noi, molto particolare. Interessante, infatti lo giriamo per Enit, per il turismo giapponese. Praticamente è un video che promuove il Veneto in Giappone. In Giappone, esatto. Quindi avremo una guida italiana parlante giapponese e ecco, bello, no? Una cosa nuova per noi, una bella sfida. E anche lì cercheremo comunque di registrare un dietro le quinte, di fare un vlog, quindi di rendervi sempre partecipi un po' delle nostre attività e dei posti belli che andiamo a visitare. Cercheremo di mettere in risalto paesaggi, le piazze più belle del Veneto, insomma sarà un lavoro molto interessante. Speriamo di avere il tempo. Allora, sono 5 giorni in cui noi staremo in giro dalla mattina alla sera e quindi comunque il Veneto è sempre bello perché abbiamo avuto l'occasione di vederlo facendo il fotolibro quella volta, di Storic Tour, sì. Tanto siamo arrivati a queste rulle, guardate che bello. Ah, che meraviglia! Stupendo. Profumano, vero? Ma tanto, che belle le rulle. Poi veramente questa è una giornata di settembre stupenda perché è caldo e come hai detto tu c'è un'arietta fresca. Senti, quindi è proprio il momento più bello. Questa brezza stupenda. Meraviglia, ecco, potrei stare qualche giorno. Beh, è morbido, no? Per dormire. Sì. Puoi prendere il sole qua. Madonna. Dov'è meglio il sole, qui o giù al mare? Qua. Come qua? Fa meno caldo. Ah, io soffro tanto il caldo, è quello il problema. Che meraviglia. Dai, che scemo. No, che là c'è Asiago, si vede un pochino la cima dell'ossario qua, nel Sacrario, e di là c'è Gallio e si vede un pochino della Madonnina lì, del Sascello. È bello questo prato qua, vero? Sì. Ok, andiamo su? Vediamo. Devo montarla sta roba. Posso raggiungere? Devo montarla sta roba, devo andare su, scaricarla e montarla perché voi la vedrete tra un'ora probabilmente, quindi è proprio in diretta, fresca fresca. Devo scendere? E buttati! Che cacchio! Meno male che mi hai detto quell'altro. Hai visto?